È giovedì 8 gennaio, sono le 8 del mattino. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Con Marco leggeremo insieme i quotidiani, prima quelli regionali, poi quelli nazionali, ma intanto c'è un'ultima ora dalle agenzie. La polizia ha eseguito a Catania una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 persone che sono indagate per spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito della seconda fase dell'operazione Safe Zone sulla gestione da parte di stranieri di una piazza di spaccio nel rione San Berillo, nel centro storico della città. Sono state effettuate perquisizioni, sono state eseguite anche queste perquisizioni nei confronti di fornitori di droga e l'operazione è stata portata avanti dagli agenti della squadra mobile della questura coordinate dallo SCO e supportati anche da unità cinofile e del reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale. Particolari nei prossimi telegiornali. Adesso ci occupiamo invece del giallo di Carlentini, dopo il ritrovamento di un uomo, di resti di un uomo carbonizzato in un'auto bruciata in contrada San Demetrio. I resti potrebbero appartenere ad un 35enne catanese scomparso nei giorni scorsi che aveva precedenti nel mondo della droga. A Carlentini si indaga per omicidio. Secondo gli investigatori è questa l'ipotesi più accreditata nel caso dell'uomo morto carbonizzato all'interno di un'auto bruciata, ritrovata in contrada San Demetrio. A confermarlo è la procuratrice capo di Siracusa, Sabrina Gambino, che abbiamo raggiunto al telefono. Le ossa umane trovate nel sedile posteriore dell'auto, completamente distrutta dalle fiamme, noleggiata da Salvatore Privitera, potrebbero essere del 35enne catanese del villaggio Sant'Agata, di cui non si hanno più notizie da lunedì. Per questo servirà l'esame del DNA, ma gli inquirenti hanno disposto anche una TAC per capire se nelle ossa ci siano lesioni legate ad armi, da fuoco o da taglio. L'uomo, che ha 2 figli, ha qualche procedimento penale aperto per questioni di droga. A portare i familiari del giovane sul luogo del ritrovamento è stato il rilevatore GPS del mezzo, che li ha indirizzati in quel punto, lontano da occhi indiscreti, luogo perfetto per non lasciare tracce. Inizialmente i genitori non si erano accorti della presenza all'interno dell'auto di resti umani. Il caso ha tutte le caratteristiche di un giallo. Perché l'auto è arrivata fin qui? Alla guida c'era Salvatore e il cadavere carbonizzato è il suo. Se è omicidio, perché? Domande a cui i carabinieri stanno cercando risposte. Allora cominciamo a leggere i quotidiani, quelli regionali, lo facciamo con Marco, ma cominciamo dalla Sicilia di Catania, poi andremo anche sul nostro sito dopo. Esatto. Intanto vi faccio vedere subito la Sicilia di Catania, perché lo sentivamo anche nel servizio del nostro corrispondente. L'idea è quella del giallo, ovviamente, già da quando questa notizia è emersa, cioè nelle ore del pomeriggio dell'Epifania. Andiamo a vedere il titolo della Sicilia, perché vi faccio vedere questa notizia legata appunto alla parola che dicevamo prima, il giallo. L'indagine, la verità sul macabro rinvenimento arriverà dalle perizie. Ora in campo i RIS di Messina su appunto questo ritrovamento del cadavere bruciato a Carlentini. Al lato lo vediamo nelle foto anche i rilievi compiuti martedì mattina, dopo che i familiari del 35enne catanese Salvatore Privitera hanno localizzato col GPS la macchina presa a noleggio. Il test del DNA dovrà confermare se i resti umani trovati nell'auto data a fuoco siano del catanese Salvatore Privitera, come abbiamo sentito anche nel servizio. Angelo, ti restituisco la linea, poi fra poco andiamo anche con il nostro sito proprio sulla notizia che stai per dare. Sì, no, adesso voltiamo pagina perché ci occupiamo di quella che è l'emergenza rappresentata dal picco influenzale, perché in questi giorni coincidono anche con il rientro a scuola, c'è il boom di contagi e le strutture sanitarie, in particolare gli ospedali pronto soccorso anche della nostra regione, sono fortemente sotto pressione. Allora facciamo il punto in questo servizio.
Non accenna a rientrare l'emergenza influenza negli ospedali siciliani, al contrario cresce la pressione sui pronto soccorso dell'isola. Non solo Palermo, anche le aree di emergenza di Catania, Ragusa, Trapani, Agrigento sono prese d'assalto da pazienti colpiti da crisi respiratorie legate alla variante K dell'influenza stagionale. Questa mattina in crisi c'era il pronto soccorso del Civico di Palermo, nel pomeriggio in tilt anche altre strutture. Il pronto soccorso dell'ospedale Canizzaro di Catania denuncia nella giornata di ieri un aumento del 25% degli accessi, soprattutto da parte degli over 60. Polmonite e febbre alta colpiscono però anche i bambini, tanto che il pronto soccorso pediatrico del medesimo nosocomio denuncia problemi analoghi. Il ricovero si rende necessario per i piccoli che non rispondono agli antipiretici, dunque la febbre non scende. Il pronto soccorso di Villa Sofia è sotto osservazione già da qualche giorno, dopo che il presidente della regione ha convocato il manager Alessandro Mazzara. Situazione difficile anche al Garibaldi di Catania, con un aumento del 30% di pazienti con problemi respiratori, così come succede anche al Papardo di Messina. Sotto pressione gli ospedali di Partinico, Corleone, Petralia e Termini Imerese nel Palermitano, il Piemonte di Messina, il San Marco Rodolico di Catania, i 6 ospedali dell'Aspe di Trapani, le strutture ragusane e siracusane, il Policlinico Vartino. Al Policlinico Giaccone di Palermo è stata istituita una task force che valuta quotidianamente la situazione e gli interventi. Per recuperare posti letto è stata decisa la sospensione dei ricoveri programmati, ad eccezione di quelli oncologici, e la momentanea trasformazione dei posti nei reparti a bassa occupazione in posti letto di area medica per fronteggiare l'emergenza. Allora, situazione che continueremo a monitorare anche nella giornata di oggi, ma intanto ieri si è già tastato diciamo il campo e la situazione è complicata. La situazione è complicata anche perché ci sono delle sofferenze croniche che sappiamo per quanto riguarda la sanità siciliana e la situazione degli ospedali in Sicilia, rese ancora più difficili da quello che sta succedendo in questo momento con questa variante K che sta prendendo piede. Tanto è vero che sul nostro sito, vi porto subito, c'è anche un gioco di parole che ci sta, che ovviamente fa sorridere chi in questo momento non è malato, non ha l'influenza, perché colpiti con la K ovviamente, proprio per ricordare questa variante che sta mettendo tanta parte della Sicilia e dell'Italia a letto, colpiti dall'influenza più di 400 siciliani in attesa negli ospedali, la variante incalza a Catania, sotto stress Cannizzaro e Garibaldi. Questa è la notizia che troviamo sul sito siciliaweb.it, ma se ci spostiamo sui giornali vi faccio vedere chiaramente altro, perché è anche il titolo di apertura, o almeno della maggior parte dei quotidiani c'è un riferimento chiaro su quello che stiamo vivendo. Ad esempio sulla Sicilia il titolo è questo, guardate: influenza, il picco in Sicilia, i pronto soccorso che scoppiano, e la regione, lo vedremo poi nelle pagine interne, se la prende con chi non si è vaccinato, scongiurando ovviamente tramite il vaccino tutta questa epidemia, o almeno avrebbe potuto farlo. Guardate la Gazzetta del Sud, sia Gazzetta del Sud che Giornale di Sicilia, lo vedremo dopo, ma il titolo di apertura è dedicato proprio all'influenza. Ospedali siciliani nel caos, centinaia di persone in fila nei pronto soccorso. A Messina però la situazione è meno critica, chiaramente Gazzetta del Sud è giornale e quotidiano molto letto nel messinese, ma che comunque apre con la situazione siciliana e con gli ospedali nel caos. Andiamo nelle pagine interne. Questa è la pagina interna sempre della Gazzetta del Sud. Con i contagi che corrono, preoccupa la variante K, avete visto il nostro sito che apre proprio con questa K nel colpiti dall'influenza. I medici: bisogna fare prevenzione, evitare di uscire di casa con la febbre e tornare all'uso della mascherina, riducendo le possibilità di infettare gli anziani e i soggetti fragili. Questo dicono, ed è il suggerimento da parte dei medici. Su Repubblica Palermo, tanto per farvi vedere che questa è proprio la notizia forse del giorno a livello siciliano, perché è quella che tiene più spazio, che ha più spazio sui quotidiani. Andiamo su Repubblica Palermo perché qui ci si concentra sulla situazione dei pronto soccorso. Pronto soccorso in tilt, posti letto esauriti, in alcuni ospedali si sfora di 3 volte, pensate, il numero massimo di utenti. I sindacati parlano di scarsa programmazione e di rete sanitaria fatta male. Non è una novità purtroppo questa
questa denuncia, ma che ovviamente fa ancora più riflettere in un momento come questo in cui l'affluenza nei pronto soccorso è notevole. Vi dicevo, e chiudiamo con questa parte, poi c'è quello che dice la Regione sui vaccini. Andiamo di nuovo sulla Sicilia perché il titolo che troviamo è questo: il picco scatena il caos e la Regione che addita appunto i non vaccinati. Effetto variante K, i pronto soccorso siciliani al collasso, fino a 400 pazienti in attesa. Sotto le feste, pensate, 2.700 contagi, fino al 350%, il sovraffollamento in corsie. Rischi a causa della superficialità, casi in aumento a giorni. Questo è il quadro pressoché completo di quello che sta succedendo legato appunto all'influenza. Angelo. Grazie Marco, adesso ci occupiamo dell'Etna, ci sono nuove regole e anche restrizioni per arrivare a ridosso del fronte lavico. Sappiamo che comunque adesso l'attività diciamo eruttiva è praticamente ferma, non ci stanno però le guide che per la prima volta si fermano e scioperano e la colata, come abbiamo detto, non è più alimentata. Ma vediamo i particolari. Il campo lavico sull'Etna, compreso tra Rocca Musarra e Rocca Capra, non è più alimentato. I fronti avanzati sono fermi e in raffreddamento. L'ultimo bollettino dell'INGV certifica dunque che la colata turistica, che in questi giorni ha attirato visitatori da ogni parte d'Italia sulla strada Pietra Cannone lungo la Mare Neve, al momento si è fermata. Tutta la porzione a monte del Campolavico fino a dove c'è visibilità, quindi sicuramente fino a Rocca Musarra, è tutto in raffreddamento e non si vedono flussi in avanzamento. E ieri sera non si è fermata solo la colata, ma per la prima volta con uno storico sciopero si sono fermate anche le guide alpine e vulcanologiche dell'Etna. Tutto è partito dalla scelta del prefetto di Catania, che di fatto ha irrigidito le ordinanze dei sindaci di Milo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea, stabilendo l'obbligo di fermare le escursioni entro le 18, di fatto perdendo lo spettacolo della lava di sera e quello di rimanere a una distanza di 200 metri proprio dal fronte lavico. Pena persino i provvedimenti penali. Dall'altro lato però ci sono gli escursionisti fai da te che aggirano i divieti e si avvicinano fin sotto la colata. Sicuramente ciò non vuol dire che dobbiamo andare troppo vicini o senza considerare i pericoli che una colata di lava può avere, però abbiamo tutta la professionalità e le competenze affinché questo possa essere gestito e non precluso. Nelle prossime ore il coordinamento delle guide alpine e vulcanologiche incontrerà tutte le istituzioni preposte alla sicurezza dell'Etna, mettendosi a disposizione e offrendo tutto il supporto per una migliore fruizione del vulcano, dalle segnalazioni dei punti di controllo efficaci all'assistenza in quota. Marco. Parliamo di Etna adesso. E noi torniamo sulla prima pagina della Sicilia, Angelo, perché vicino al titolo sull'influenza c'è invece quello legato all'Etna, con i tanti escursionisti, evidentemente non colpiti in questo momento dall'influenza, che salgono sull'Etna, e la situazione è legata appunto allo sciopero da parte delle guide. Questo è il titolo che troviamo sul quotidiano catanese. Prime multe, la lava si ferma, escursioni modello Islanda, stretta sui controlli e guide in sciopero, per cui questo è il quadro che abbiamo sentito anche nel nostro servizio, un quadro che è riassunto e specificato ancora meglio nelle pagine interne del quotidiano, che vi facciamo vedere con il modello islandese che torna appunto, punti di osservazione per tutti, l'accesso al vulcano, vertice al parco, dopo il blitz identificati 21 escursionisti, via alle multe, martedì, blitz del Corpo Forestale, raccontato appunto anche attraverso il quotidiano di ieri. Sotto l'incontro al Parco dell'Etna, appunto con le guide vulcanologiche che sentivamo appunto anche nel servizio, chiaramente reclamano la possibilità di tornare a fare il loro lavoro. Sarà probabilmente l'Etna, come abbiamo sentito, magari a dare tregua e a fare sì che tutti ritornino con più facilità proprio sul vulcano. Grazie Marco. A Torre Archirafi, siamo sempre nel catanese, stavolta diciamo una frazione di riposto, si è aperta una voragine nel marciapiede del lungomare.
la sicurezza è lamentata, la scarsa sicurezza lamentata da chi passeggia, da chi va a fare diciamo anche una corsetta sul lungomare. Abbiamo sentito anche il sindaco, vediamo come stanno le cose. La vedete la voragine che ieri si è aperta sul marciapiede del lungomare di Torre Archirafi, frazione marinara di Riposto nel Catanese. A novembre i primi cedimenti per le mareggiate che avevano messo in allarme per la tenuta del muro del litorale. L'amministratore aveva transennato il tratto di marciapiede e messo dei sensori per monitorare la staticità della passeggiata. È pericoloso, soprattutto per i bambini che magari scappano di mano, soprattutto per quello. E così già dalle precedenti mareggiate c'è stato più di un intervento e questo incaponimento a ripararlo sempre nello stesso modo è soltanto uno spreco di denaro. Si deve passare sulla careggiata, diciamo, sulla strada anzi. Però comunque penso che lo sistemeranno a più presto. Sul lungomare di Torre Archirafi, molto frequentato da chi passeggia o corre, si deve intervenire al più presto. I dati sarebbero dovuti arrivare in questi giorni perché il monitoraggio è durato circa un mesetto. Chiaramente quando si parla di certi piccoli spostamenti il monitoraggio deve avere un tempo. Adesso aspettiamo comunque i dati perché dobbiamo capire se il muro sta ruotando verso il mare, perché appunto dobbiamo capire se deve essere demolito e ricostruito in cemento armato come è stato fatto nell'altro tratto o se invece bisogna semplicemente rinforzarlo, metterlo in sicurezza e ripristinare la passeggiata. È in attesa di avere dei pareri tecnici comunali. Per chi transita sul lungomare resta il disagio di dover superare il tratto tra le transenne e la pista ciclabile. Allora, restiamo sui quotidiani, restiamo ancora sulle notizie che stiamo sentendo. Marco. E non è una novità, Angelo, nemmeno questa legata alle strade siciliane, perché ne abbiamo sentite tante di queste notizie con voragini, ma in questo caso è veramente una voragine, l'abbiamo vista, non c'è niente forse nemmeno da sorridere perché avete visto anche i disagi delle persone. Sul quotidiano La Sicilia vediamo questo titolo perché è emblematico: il lungomare che cade a pezzi, una caratteristica della nostra regione, appunto, avere questa possibilità di affacciarsi sul mare, non sempre sfruttata dalle infrastrutture che ci sono, in questo caso proprio dalla strada. Monitoraggio costante e pronti a intervenire. Ha riposto il sindaco Vassa dopo il crollo di una porzione di marciapiede, con il comune che avvia le procedure per avere supporto dalla protezione civile. Intanto, appunto, come abbiamo visto, chi corre o passeggia vicino a quella strada deve praticamente fare il giro lungo e passare vicino alle macchine per evitare questa grande buca. Inciviltà ma anche burocrazia a San Berillo. Siamo a Catania, tonnellate di rifiuti attendono di essere rimossi, ma la ditta che si occupa della raccolta, la Gema, non può procedere perché manca un certificato. Più che via Garro è uno sgarro al vivere civile ed un'offesa, aggiungiamo noi, ai tanti progetti di rilancio per San Berillo, cuore pulsante di Catania. Dopo il nostro servizio denuncia e l'indignazione dei residenti e le tante segnalazioni dei cittadini, la maxi discarica continua a tagliare in due la strada, non consentendo neanche il passaggio dei pedoni. Cumuli di immondizia di ogni tipo e di ogni genere che si ammassano e che a volte vengono bruciati, ma la domanda ricorrente è: cosa si aspetta per rimuoverli? Quesito che giriamo al direttore dei servizi di Gema, Massimo Cosentino. Non viene rimossa perché proprio la procedura tecnica impone questo, impone di procedere prima alle analisi, perché questi si possono intendere come rifiuti speciali che potrebbero anche essere pericolosi, e quindi occorre che il laboratorio di analisi ci dica come vanno smaltiti questi rifiuti. Siamo obbligati quindi a fare questa procedura. Quindi la burocrazia ancora una volta si mette di mezzo? Sì, noi siamo pronti come sempre ad intervenire, e c'è soltanto questo piccolo aspetto, piccolo o grande, che è quello del certificato. Da San Berillo a via Calliope, bonificata, sporcata ed ancora sporcata. Nostro malgrado, con dispiacere, ci siamo accorti che comunque qualcuno continua a gettare rifiuti. Bisogna che queste zone vengano attenzionate in maniera particolare. Speriamo che il nuovo anno porti novità e le tanto attese guardie ambientali, ultima trovata per fronteggiare gli incivili.
Un paio di minuti per chiudere la rassegna stampa regionale, Marco. Vi faccio vedere, Angelo, velocemente altre prime pagine come quella del Giornale di Sicilia, l'avevamo anticipato, anche in questo caso il titolo di apertura è legato all'influenza, boom influenza con gli ospedali assediati, questo è il titolo che troviamo, le riunioni natalizie e le basse vaccinazioni hanno favorito la diffusione con i pronto soccorso, l'abbiamo letto che sono totalmente in affanno. Andiamo invece su Palermo, su Repubblica Palermo, perché in questo caso l'apertura è legata al quartiere, allo Zen, dopo l'arcivescovo che ha parlato nella sera dell'Epifania, e guardate il titolo qual è? Zen, l'immobiliare della mafia, un alloggio su 4 in mano a Cosa Nostra, come funzionano le assegnazioni agli abusivi fra gli occupanti senza titolo, il killer Maranzano è un indagato per la strage di Monreale. È un'apertura che riguarda appunto questa notizia che ritroviamo anche nelle pagine interne, perché questo è il titolo che troviamo appunto sul discorso legato alle case. Allo Zen l'ufficio casa gestito da Cosa Nostra, 15.000 euro ad alloggio, un'abitazione su 4 in mano alla criminalità, come abbiamo letto, criminalità organizzata, killer e parenti dei boss tra gli oltre 500 abusivi dei padiglioni. Repubblica che continua ancora con le notizie legate appunto al quartiere, con il piano per salvare il quartiere e la Galla che parla di responsabilità. Dai 10 milioni per il Baglio Mercadante al rifacimento della piazza e delle strade entrano nel vivo gli investimenti e l'appello delle associazioni stanchi di promesse, associazioni che hanno manifestato anche nella serata del 6 di gennaio. Vi porto adesso invece sulla prima pagina di Catania della Sicilia, per farvi vedere questo titolo, un traffico illecito di rifiuti, 25 imputati, patteggiamento per l'ex direttore, un impianto alla zona industriale avrebbe trattato immondizia che non doveva. La richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata dalla Procura di Catania. Questo troviamo sulle pagine interne della Sicilia legate alla città di Catania. Altra notizia invece con cui chiudo è questa, la Sicilia e la Sardegna, 2 isole che sono unite da un ponte energetico. In questo momento si parla molto, ne parleremo tanto nella rassegna stampa nazionale e internazionale di energia. In questo caso è una società che ha ultimato la posa del ramo ovest di un link, il cavo sottomarino di collegamento elettrico, che ha raggiunto una profondità record, pensate, di 2150 metri. Un'opera strategica per la sicurezza della rete italiana ed europea sull'isola, un investimento di 3,5 miliardi, un tema su cui ci legheremo molto anche appunto nella rassegna stampa nazionale e soprattutto internazionale. A te, Angelo. Grazie Marco. Adesso vediamo un po' il traffico, siamo su Catania, il traffico sulla circonvallazione esattamente al Tondo Gioieni, sembrerebbe insomma relativamente fluido, perché evidentemente il rientro, la riapertura delle scuole ha riportato alla normalità per quest'ora, diciamo, la viabilità cittadina. Possiamo vedere anche invece cosa succede in via Vincenzo Giuffrida. Qui la situazione mi sembra un po' più tranquilla, relativamente tranquilla, c'è flusso veicolare, però insomma per l'ora del mattino che stiamo vivendo certamente sta quasi nella norma. Possiamo vedere ancora qualcos'altro, vediamo cosa ci mostrano dalla regia. Qui la circonvallazione alla parte bassa e come possiamo osservare le auto sono incolonnate sia in direzione Ognina sia in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco. Sull'Etna vediamo poco o niente, c'è questa nuvola che avvolge completamente il vulcano, vediamo qualcosa, la neve è piuttosto bassa però stamattina, almeno per quello che ci mostrano le nostre immagini, neve a bassa quota alle pendici proprio dell'Etna. Stanotte è stata una nottata particolarmente fredda. Vediamo l'Etna anche da un'altra prospettiva.
fa siamo a Taormina, il golfo di Taormina e l'Etna che sta sullo sfondo, anche qui però avvolta dalle nuvole. Magari durante la mattinata, se dovesse cambiare qualcosa, vi mostreremo il vulcano sgombro, se riusciamo ovviamente, dalle nuvole. Ci dobbiamo fermare perché fra poco andremo invece a leggere insieme a Marco Carli i quotidiani nazionali con le notizie che arrivano dall'Italia, ma soprattutto dall'estero. C'è tanto che arriva da fuori i nostri confini. Fra pochissimo restate con noi. Eccoci insieme, buongiorno Sicilia, torniamo da Marco Carli, quotidiani nazionali. Marco. Quotidiani nazionali, Angelo, fra poco andremo a sfogliarli e intanto vi do le due notizie principali che sono quelle legate al problema che si registra nell'Oceano Atlantico, perché gli Stati Uniti bloccano 2 petroliere, tutto deriva dall'embargo del petrolio venezuelano e tutto deriva dunque da ciò che è successo che lega gli Stati Uniti al Venezuela con la cattura di Maduro. Questo è il titolo principale che troviamo. L'altro titolo invece legato a ciò che succede a casa nostra, o almeno alla rabbia dei familiari dei ragazzi che sono rimasti uccisi nel rogo di Crans-Montana e che adesso cercano ovviamente le verità. Andiamo sul Corriere della Sera perché vi faccio vedere il titolo, che è questo: petrolio, Trump sfida Putin, perché poi in realtà è questo il tema. Vi dicevo che la sfida energetica è un tema dominante in questo momento a livello mondiale. Blitz anche nei Caraibi su un cargo legato al Venezuela, Ucraina. Intanto c'è la pressione di Zelensky, attenzione, non è finita nemmeno nella guerra europea fra Ucraina e Russia. Pressione di Zelensky su Europa e Stati Uniti per le garanzie di sicurezza. Gli Stati Uniti sequestrano una nave cisterna russa nell'Atlantico, l'ira di Mosca che parla di azione illegittima. Poi vi dicevo l'altra notizia è questa, l'addio ai ragazzi della strage di Capodanno che in molti giustamente hanno definito i nostri angeli, le parole, le lacrime di genitori e compagni. Sulle pagine interne del Corriere della Sera ritroviamo appunto queste due notizie. Parto dall'abbraccio a questi ragazzi, la strage di Crans, ora ci sia giustizia. Le parole dei genitori, ovviamente qualcuno ha detto al figlio appunto non ci sei più dal 1° di gennaio e io non ci sono più con te. Queste sono parole appunto dei genitori dei ragazzi che sono scomparsi nell'incendio di quella serata. Mentre per quanto riguarda invece la situazione legata a ciò che succede nell'Oceano Atlantico, vi faccio vedere questa pagina interna con Washington che sequestra 2 petroliere. L'ira di Mosca, un'azione illegale, una delle navi batteva bandiera russa, Rubio, che è il segretario di Stato, dice prenderemo il petrolio, piano in 3 fasi per il Venezuela. Dunque ecco spiegato anche, ma d'altro canto l'hanno fatto i quotidiani in questi giorni, da dove deriva poi, oltre che dall'azione del ripristino della legalità, la cattura di Maduro in Venezuela. Ma c'è anche un altro territorio che è conteso, che è quello della Groenlandia. Lo sappiamo, la Groenlandia che appartiene alla Danimarca e che viene sotto un certo punto di vista rivendicata dagli Stati Uniti, che addirittura vorrebbero comprare l'isola. Perché? Perché l'isola è importantissima per i gas e per i minerali. Ritorniamo alla situazione di prima, no? Quella legata alle risorse energetiche. Inoltre è un territorio dove ci sono i passaggi, il passaggio a nord-est o anche quello legato al passaggio a nord-ovest che riguarda per cui sia la Russia che gli Stati Uniti. Stimato un prezzo di 2.760 miliardi, il 9% del PIL degli Stati Uniti e il 7% del suo debito pubblico, una cifra che tiene conto anche del ruolo della rotta artica, vi dicevo appunto che si aprirà con lo scioglimento dei ghiacci. Questo è il
tema nazionale e internazionale, anzi internazionale in questo caso ovviamente con la situazione legata alla Groenlandia e al Venezuela, che ritorna anche sulle prime pagine degli altri quotidiani. Ad esempio su Repubblica si parla di battaglia navale per il petrolio. Gli Stati Uniti a caccia della flotta fantasma russa, abbordata la marinera, l'ira di Mosca, greggio venezuelano, lite con la Cina, la Casa Bianca sulla Groenlandia. Trump sta discutendo l'acquisto. Presto l'incontro tra Rubio e il governo danese, anche se l'Europa ha detto chiaramente che l'isola non si tocca. Bisognerà vedere poi se Trump terrà conto di tutto questo. Sulla Stampa ancora la guerra sporca del petrolio, ne parlavamo prima appunto, il petrolio, la guerra fra Russia e America è una guerra sporca. La Casa Bianca punta su un accordo con la Danimarca per quanto riguarda la Groenlandia, gli Stati Uniti requisiscono una petroliera russa, una nave senza bandiera, l'ira di Mosca e di Pechino, perché chiaramente tutto questo testimonia sì la nuova forza degli Stati Uniti, ma testimonia anche il fatto che spesso gli Stati Uniti mettono la forza dove magari non potrebbero o non dovrebbero. Ne parla anche il manifesto in questo titolo, che definisce così tutto ciò che sta facendo l'America, che stanno facendo gli Stati Uniti. Self-service. Gli Stati Uniti non si fermano, dopo il blitz a Caracas, per la cattura di Maduro, ordinano al Venezuela di fornire 50 milioni di barili di petrolio e di rompere con Russia, Cina, Iran e Cuba. Poi sequestrano una petroliera russa nel Nord Atlantico e un'altra nei Caraibi. È una vera e propria guerra sotto questo punto di vista, una battaglia, come abbiamo letto su altri quotidiani, sul petrolio in giro per il mondo. Tant'è vero che Avvenire, chiosa, e noi lo utilizziamo, il quotidiano di ispirazione cattolica, proprio per chiudere questo argomento, battaglia navale, dura reazione di Mosca all'azione americana e della Cina per la sovranità di Caracas sulle risorse, blitz degli Stati Uniti nel Nord Atlantico per sequestrare una petroliera russa e riaffermare l'embargo. Attenzione, perché il punto è proprio questo, l'embargo sul petrolio per il Venezuela. Trump dal Venezuela: avremo greggio per 3 miliardi e siamo pronti a comprare la Groenlandia. Andiamo poi ancora invece sulle altre notizie, perché vi porto sul Messaggero per ritornare all'addio ai ragazzi morti a Crans-Montana, la strage di Crans, l'ultimo saluto al giovane Romano, perché chiaramente i funerali si sono tenuti in varie zone d'Italia, da Milano a Roma a Bologna. Addio Riccardo, stavi diventando bellissimo, la disperazione chiaramente della famiglia e degli amici del ragazzo. Sul Messaggero troviamo anche un titolo sui generis per il momento, nel senso che non è un titolo che troviamo su altri quotidiani. Il potere d'acquisto delle famiglie cresce di 20 miliardi in un anno, pensate un po'. Direi che non ce ne siamo accorti, però è una battuta chiaramente. Nel periodo ottobre 24-settembre 25 l'aumento è dell'1,7% rispetto a quello precedente. Dal 2022 ad oggi l'incremento è stato di 687 euro per abitante al netto dell'inflazione. Questa è la notizia che troviamo sul Messaggero. Ritorniamo ai ragazzi, perché guardate il titolo del giornale. Figli d'Italia, l'addio straziante ai ragazzi morti a Crans-Montana, polemiche in Svizzera, i 2 gestori andavano arrestati in un pomeriggio di gelo intenso e dolore sconfinato. L'Italia ha abbracciato per l'ultima volta la meglio gioventù, portatale via a Capodanno nella strage del pub della località turistica svizzera. Ma su questo chiaramente ritorna anche il tema dell'indagine, dell'inchiesta legata a tutto quello che è successo in quella maledetta sera e soprattutto alle responsabilità di chi gestiva questo locale. Ecco qua il titolo che troviamo su Libero: è scappata con la cassa. Rogo a Crans, tutte le accuse alla titolare. Siamo vivi ma è una catastrofe. Sono passate circa 24 ore
e le 24 ore più frenetiche, strazianti e dolorose che Clan Montana abbia mai vissuto, quando Jacques e Jessica Moretti mandano questo messaggio a un loro amico. Il Constellation è appena andato a fuoco, nel paesino arroccato sulle Alpi Vallesi risuonano ancora le sirene, e a quelle dei pompieri si sono aggiunte le ambulanze, e questo è l'altro tema, chiaramente quello per cui le famiglie disperate che abbiamo visto nei titoli dei quotidiani cercano adesso la giustizia legata appunto alla morte dei loro figli. A te, Angelo. Sì, grazie Marco, con te ci ritroviamo più avanti nel corso della nostra mattinata, e adesso ci fermiamo brevemente perché subito dopo sarà insieme a noi il primo ospite della mattinata. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso parliamo di influenza, ahimè, è il tema del momento. Abbiamo visto prima il nostro servizio, ospedali in ginocchio, pronto soccorso in crisi perché c'è tanta affluenza. Allora ne parliamo con un responsabile di un pronto soccorso, il dottore Antonio Di Mauro. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Responsabile del pronto soccorso ma anche dell'osservazione breve intensive dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Dottore, che cosa sta succedendo? Mi viene da ridere perché quello che succede tutti i giorni al pronto soccorso e quindi è che succede di fatto tutti gli anni, dove a seguito appunto dei contatti che si hanno durante le festività, gli spostamenti, noi verso i nostri cari, soprattutto quelli più fragili, siamo noi appunto ad essere veicolo di contagio. Come ogni anno appunto alla fine, a ridosso della fine delle festività natalizie, si ha un notevole incremento dei casi. In particolare devo dire che il pronto soccorso dell'azienda per la quale io lavoro, del Cannizzaro, ha avuto un incremento dei numeri intorno a giorno 5, giorno 6, con un aumento di circa il 25% degli accessi. Gli accessi riguardano purtroppo non soltanto pazienti anziani ai quali siamo abituati a trovarci con comorbidità, ma riguardano anche soggetti giovani. Abbiamo 50-60 anni che con la variante dell'influenza, soprattutto la variante K, quella che maggiormente è stata isolata, presentano dei problemi respiratori che necessitano. Abbiamo avuto 3 casi a Catania, sappiamo che sono ricoverati al Policlinico, gestiti appunto in rianimazione. Cosa possiamo dire di questa influenza rispetto a quello che ci si attendeva? Probabilmente la variante K ha un po' ci ha preso in contropiede questa variante? Ma io credo che intanto ci sia stata una maggiore resistenza da parte della cittadinanza alla vaccinazione. Probabilmente l'imposizione della vaccinazione da Covid, l'additare qualunque complicanza, qualunque malattia sarebbe insorto in un soggetto normale nell'arco dei successivi 5 anni alla vaccinazione, tutti nei luoghi comuni, tutti additano alla vaccinazione, al vaccino del Covid, le malattie. E quindi diciamo che credo che il vaccino sia stato un attimino, questa resistenza abbia ridotto il numero dei vaccinati. Possiamo spiegare che questo vaccino, quello del vaccino influenzale, non ha niente a che vedere con il vaccino Covid? È un vaccino, non ha Covid. niente a che vedere, è un vaccino con il virus che viene rimaneggiato dell'anno precedente, e quindi è un vaccino che è presente da 50-60 anni sul territorio mondiale, e quindi è un vaccino sicuro al quale tutti dovrebbero essere sottoposti in modo da evitare ciò che ogni anno poi siamo costretti a vedere. Dottore, io le volevo fare un'osservazione rispetto a quella che è stata la stagione influenzale in Australia, perché da lì noi poi prendiamo l'esperienza per diciamo, poterci proteggere, fra virgolette, rispetto a quella che sarà l'influenza prevalente. Un'influenza questa con la variante K che si era comunque già vista anche negli Stati Uniti, a un certo punto dell'anno era comparsa questa variante. Si poteva forse intervenire sul vaccino per limarlo e magari farlo più centrato? Ma io credo che appunto proprio per la variabilità, forse quello su cui dovevamo maggiormente intervenire era sulla tentare di sviluppare maggiormente nelle coscienze di tutti noi quelli che sono i due, la prudenza appunto e la responsabilità, il senso di responsabilità che ci dovrebbero guidare. Purtroppo, aprendo il cassetto dei ricordi dei nostri genitori che ci ricordavano di rimanere a casa per 3-4 giorni quando cominciavamo a avere i sintomi influenzali, adeguando la nostra dieta con sali minerali, con brodini, col merluzzo scaldato, col brodo di pollo, tutte quelle cose che migliorano, un po' più leggera, che migliorano di fatto anche il sistema immunitario.
vengono perse, e quindi perdendo queste buone abitudini noi genitori siamo i primi a non riuscire a limitare i nostri figli adolescenti dentro casa quando stanno male, quindi questi adolescenti con sindrome influenzali, o ricordiamo appunto che ci sono anche dei virus parainfluenzali che sono altrettanto diffusi con una sintomatologia un po' più blanda, ma che comunque nel paziente obeso, diabetico, comorbido appunto possono generare comunque dei sintomi importanti. Quindi l'appello appunto al senso di responsabilità, l'appello è quello di mantenere il distanziamento, evitare i luoghi affollati, utilizzare le mascherine quando si incontrano delle persone più fragili, evitare gli incontri se sono evitabili, cioè non per forza bisogna incontrarsi questo venerdì, se si sta male si può rimandare al venerdì successivo, e quindi questo si traduce in un benessere, in un'opportunità in più per coloro che poi saranno veramente malati di essere presi in carico. Leggevo oggi il vostro giornale, dove Palermo ha avuto un picco con grandissime difficoltà. Probabilmente il territorio nel quale operano i medici di medicina generale di Catania è stato maggiormente attenzionato da parte dei colleghi stessi, perché non abbiamo ricevuto un numero di pazienti che è più alto rispetto a quello degli anni precedenti. La sinergia del territorio con l'ospedale in questi casi ancora di più si traduce in un assoluto miglioramento della qualità dell'assistenza. Ma c'è adesso magari cerchiamo di capire. Abbiamo già detto che quando si sta male bisogna stare un po' a riposo, no? Evitare magari di fare da vettori per allargare la diffusione e quindi portare l'influenza da un'altra parte. Le caratteristiche di questa influenza, Le caratteristiche sono caratterizzate da febbre improvvisa superiore ai 38, la presenza di un sintomo respiratorio che possa essere la tosse, possa essere il naso chiuso, possono essere anche gli occhi rossi, e la presenza di un sintomo sistemico che è caratterizzato appunto dalla spossatezza, dal dolore muscolare, osteoarticolare, e talvolta con piccole complicanze anche da un punto di vista gastrointestinale. Diciamo che la presentazione è una presentazione tipica dell'influenza, l'incubazione di 2-3 giorni dal momento in cui si viene a contatto col virus, e la durata è più o meno di 5-6 giorni. Quindi l'atteggiamento cautelativo di evitare appunto di recarsi, di riversarsi al pronto soccorso, o piuttosto ricorrere alla automedicamentazione di corresponsabile utilizzando la tachipirina, utilizzando degli antistaminici o delle associazioni tra queste due categorie di farmaci per le prime 48 ore, soprattutto nei soggetti sani, non deve stare nessuna preoccupazione. Evitare gli allarmismi, contattare il medico di famiglia, e quindi è quello che più di tutti conosce la storia del paziente e quindi può meglio di tutti cucire un abitino che permetta al paziente di essere protetto ed indirizzarlo allora quando dovessero comparire sintomi respiratori più importanti. Consideriamo ormai dal Covid tutti possediamo almeno, dico io, un saturimetro, quindi il mantenere i parametri vitali, la pressione, la frequenza, la saturazione di ossigeno nella norma sicuramente deve alleggerire quella che è la tensione e la pressione che riceviamo anche da parte dei media rispetto a quelli che sono i problemi legati appunto all'influenza. Dottore, ci sono dei casi in cui si è sviluppata questa polmonite interstiziale, è riscontrabile più in soggetti fragili, nei bambini, oppure in persone anche sane? È sicuramente più tipica, si presenta maggiormente nei bambini, ecco perché i pronto soccorso pediatrici sono maggiormente secondo me affollati, ma si presenta anche nel soggetto adulto. Interviene sicuramente le comorbidità, questo termine al quale ormai siamo abituati dal Covid, sono tutti dei fattori predisponenti la malattia che abbia appunto delle caratteristiche più importanti dal punto di vista del decorso clinico. E allora ormai diciamo, il vaccino potrebbe essere ancora uno strumento? Ma si fa appello perché a che tutti si possano ancora vaccinare. I tempi a cui la somministrazione del vaccino diciamo, potrebbero non coprirlo, perché siamo in un'ondata di picco, queste ondate di picco saranno verosimilmente fino a Sant'Agata sostanzialmente.
Probabilmente sì, si potrebbe ancora, se si interviene in questi giorni su soggetti assolutamente sani, anche questo potrebbe contribuire magari a limitare le successive ondate alle quali siamo ormai abituati nell'andamento della malattia. Il picco è questo? Il picco è questo, ma si esaurirà ancora tra 20 giorni. Il freddo di questi giorni, l'umidità dei giorni precedenti inevitabilmente ha creato le condizioni climatiche favorevoli, ideali affinché lui si possa diffondere, e noi ci abbiamo messo, senza il nostro senso di responsabilità, ci abbiamo messo chiaramente del nostro. Allora, diciamo che come ogni anno l'influenza poi si fanno i consuntivi a fine stagione. Adesso siamo nel pieno e quindi è impossibile tracciare un bilancio, ma possiamo dire che quello che stiamo vivendo quest'anno rispetto ad altri anni, almeno per il nostro territorio, c'è un anticipo rispetto a quello che potrebbe essere considerato il momento del picco? Ma le temperature si sono abbassate un po' prima, l'umidità appunto dicevamo prima di questi giorni sicuramente del periodo a ridosso appunto con l'inizio del nuovo anno hanno contribuito in maniera assolutamente favorevole. I contagi, il contatto che noi abbiamo bisogno di mantenere con i nostri familiari in questi giorni è imprescindibile, quindi al di là di quelle che sono le condizioni nostre di salute si supera, perché il più fragile pensa che questo sia il suo ultimo Natale, quindi lo vuole trascorrere con i parenti e i parenti stessi comunque non si limitano anche quando stanno poco bene, quindi è soltanto il senso di responsabilità come sempre che ci deve guidare nella scelta migliore, proteggendo appunto chi è più vulnerabile. Insomma, sono parole importanti le sue e sta nella responsabilità e nel comportamento, diciamo, di tutti noi impedire che poi il vaccino il virus si possa diffondere in maniera così si allarga in maniera esponenziale. E ne avremo un altro picco con la rientro a scuola. Oggi c'è la riapertura delle scuole, quindi ci avremo questi giovanissimi con sintomi lievi che però sono degli ottimi portatori, e quindi loro lo diffonderanno agli insegnanti, agli operatori scolastici, e quindi loro alle loro famiglie. Ci attendiamo nei prossimi 5-6 giorni che ci sia un'ulteriore ondata di picco. Non ci rassicurano le sue parole, però insomma... Però siamo impegnati nei confronti della cittadinanza. Io vorrei fare appunto, se mi dà la possibilità, certo, un appello. Appello perché è assolutamente noto a tutti che i pronto soccorsi sono sovraffollati, perché riusciamo con tantissime difficoltà a dare risposte sia a problemi che riguardano appunto le emergenze urgenze, sia siamo costretti, soprattutto nella nostra area, a dare risposta anche a coloro che non si recano per motivi di emergenza urgenza. Raccomando soltanto alla cittadinanza di avere maggiore attenzione anche nei confronti dell'operatore. Il sovraffollamento negli ospedali non si traduce nel poter triplicare le forze lavoro da mettere in campo, è per mancanza di risorse umane, che è noto a tutti, e perché realmente bisognerebbe appunto cercare in questi casi una maggiore sinergia appunto col territorio. Ecco perché dicevo, il contatto telefonico col medico di famiglia è quello che può creare il colloquio può creare le condizioni affinché sia il medico stesso a poterti rassicurare e quindi realmente indirizzare verso i pronto soccorsi soltanto coloro che presentano i sintomi respiratori che sono seri. Grazie per essere stato con noi, per i suoi consigli. E ricordiamo che la vaccinazione anti-influenzale è importantissima. Abbiamo detto che forse siamo entro i limiti massimi per poter avere una copertura. Proviamoci e cerchiamo di limitare le successive ondate. Benissimo, grazie ancora al dottor Antonio Di Mauro, che è responsabile del pronto soccorso ma anche dell'osservazione breve intensiva dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Una breve sosta, ci vediamo alle previsioni meteo e poi saremo ancora insieme. Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. Su quasi tutta Italia il tempo tende a migliorare, ci sarà più sole, a parte le Alpi settentrionali con un nuovo fronte delle nevicate a quote basse. Poi all'estremo sud proprio la Sicilia alle prese ancora con venti tesi da ovest e nord-ovest e qualche occasionale pioggia intermittente. Un contesto di grande variabilità. Appunto però il vento protagonista, venti sostenuti a tratti anche forti con mari generalmente agitati. Mareggiate sulle coste più esposte. Per quanto riguarda le temperature, le massime pomeridiane sotto i 14-15 gradi ovunque, anche Palermo e Catania.
Per la giornata di venerdì il tempo sarà ancora variabile, tra sole e nuvole sparse, ritornerà qualche pioggia in giornata, più probabile questa volta sulla parte centro-meridionale dell'isola. Le temperature in lieve aumento perché i venti questa volta sempre moderati o tesi, in rotazione maggiormente da sud-ovest, quindi con una componente più di libeccio. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo oppure visitando il nostro sito web. Allora, eccoci, siamo di nuovo insieme e adesso abbiamo prima parlato dell'influenza, adesso parliamo di fisco, parliamo di una nuova rottamazione. Siamo alla quinquies, rottamazione quinquies, e cercheremo di capire con l'aiuto di un esperto che è qui con noi già in studio, lo state vedendo, l'avvocato Andrea Carmanello, che cosa significa, che cos'è questa rottamazione quinquies, a chi è diretta, chi può beneficiarne, come si fa la domanda, che cosa succede dopo aver fatto la domanda, insomma un po' di domande ci sono anche da parte nostra. Allora, è inserita nella legge di bilancio 2026 per per l'utente, per chi dovesse avere difficoltà con il fisco, come si può muovere? Beh, anzitutto dobbiamo prevedere che finalmente è stata introdotta, devo dire, perché è agognata da oltre un anno questa nuova rottamazione e quindi la legge finanziaria ha previsto questa nuova definizione agevolata per il cittadino. La possibilità di presentare la domanda partirà già dopo il 20 gennaio attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, con lo SPID personale. Ciascuno di noi potrà entrare nella propria posizione debitoria e flaggare selezionando le cartelle che sono nella disponibilità di quello che sarà l'istituto introdotto, perché non tutti i debiti purtroppo sono rientrati in questa rottamazione. E quali sono nello specifico? Sì. Possiamo dare un'indicazione quali possono essere, diciamo, rottamate fra virgolette? Sì, allora per il momento noi abbiamo certezza di poter aderire alla rottamazione quinquies per tutto quello che sono i debiti derivanti da accertamenti eseguiti a seguito del dichiarato del cittadino. Quindi mi viene in mente la classica IRPEF non pagata, ad esempio, e anche tutto quello che riguarda la contribuzione, quindi l'INPS. Questi sono, diciamo, i due macro tributi che possono rientrare facilmente in rottamazione, ma tutto quello che è stato eseguito a seguito di accertamento sul dichiarato potrà essere oggetto di rottamazione. Le multe autostradali? Ora, le multe e tutto quello che sono gli enti locali hanno una discrezionalità nell'aderire o meno alla rottamazione, ma soprattutto nell'eseguire, dice la legge per la prima volta, una rottamazione autonoma. Questa modalità ad oggi però è talmente presto che non sappiamo come avverrà logicamente, ma sicuramente questa rottamazione ha dei vantaggi rispetto alle precedenti che sono molto più, tra virgolette, attuabili rispetto a quelle che ci sono state in corso. Anzitutto ha una rateizzazione possibile che è molto più lunga rispetto a quella scorsa. Ricordiamo che abbiamo 9 anni di rateizzo con rate bimestrali, quindi sono 54 rate e le rate sono tutte uguali, mentre invece la precedente aveva una rateizzazione molto più breve nel tempo perché erano 3 rate annuali, quindi una ogni 3 o 4 mesi, ma le prime 2 rate erano particolarmente corpose, si parlava dell'oltre 20% del debito. E quindi incideva in maniera consistente sul contribuente che si doveva prestare a compiere questa rottamazione. Ma mi permetto di dare un piccolo suggerimento: anche i decaduti dalla rottamazione precedente potranno aderire alla quinquies. Ma già questa è una notizia molto, molto importante. Sì. Adesso, se un cittadino, io con il mio SPID entro sulla mia cassetta, diciamo, dell'Agenzia delle Entrate, la cassetta fiscale, cosiddetta così, ma io sono in grado, cittadino, di poter provvedere a fare questa domanda, o altrimenti ho necessità di un esperto che mi accompagni, per evitare di incorrere anche in errori che mi potrebbero poi portare ad altre sanzioni? Allora, l'osservazione è assolutamente legittima. Da un punto di vista della gestione di quella che è la modalità della domanda, non è
particolarmente difficile eseguire l'istanza di rateizzazione tramite la rottamazione, per come è stato anche negli anni precedenti. Ritengo che diciamo, il prompt di riferimento dell'agenzia rimarrà sempre lo stesso, ma ad ogni modo è consigliabile andare presso strutture come CAF oppure i commercialisti o gli avvocati che si occupano di tributario per cercare di avere comunque una linea di comportamento che sia consona al caso, perché comunque posso decidere di selezionare delle cartelle piuttosto che altre, ad esempio, oppure presentare più domande di rottamazione, perché magari il debito con l'INPS devo rateizzarlo per avere il DURC, documento fondamentale per partecipare a gare d'appalto e questo per le aziende. Per le aziende ad esempio, ma magari mantenere l'altro tipo di debito perché ho un rateizzo in essere, ad esempio, perché ricordiamo chi ha un rateizzo in essere non può aderire alla rottamazione. Quindi è consigliabile per chi diciamo non ha dimestichezza col sito recarsi presso strutture autorizzate per aderire o meno alla rottamazione nuova. I tempi, lei ci ha indicato che dal 20 dal 20 gennaio fino al 30 di aprile. La prima rata o unica, se sarà selezionata un'unica rata, scadrà il 31 di luglio. Da poi sarà possibile rateizzare anche fino a 9 anni, la scelta è discrezionale. Ovviamente, quindi, insomma, in base al debito e in base diciamo, alle proprie possibilità di poter rientrare da questo debito, e che cosa si evita aderendo a questa rottamazione quinquies? Ma intanto interessi e sanzioni vengono eliminati e quindi di fatto abbiamo uno sconto considerevole rispetto alla cartella originaria o al totale ammontare. Possiamo fare in maniera molto pratica un debito di 1.000 euro. Orientativamente su una cartella di 1.000 euro in genere si aggira attorno al 30% interessi e agio dell'agenzia, più o meno. Poi è, diciamo così, è orientativa la cifra che do. A questo si aggiunge che vengono sospese tutte le procedure esecutive che o sono in essere o potrebbero partire, quindi già c'è un vantaggio legato al non subire vessazioni del genere, quindi i vantaggi ci sono assolutamente. E poi il piano di rateizzo, ricordo, si possono perdere fino a 2 rate, anche non consecutive, senza che si decade. Se poi si decade, quello che è stato pagato si considera come acconto rispetto al montante totale del debito, ma che a quel punto sarà calcolato con interessi e sanzioni. Quindi è sicuramente più vantaggiosa. L'auspicio è che gli enti locali decidano di aderire e quindi di permettere ai cittadini di poter estinguere le posizioni debitorie proprie, vedi Tari, vedi IMU, che sono tributi locali, o anche le semplici multe del codice della strada, e che possono farlo al più breve tempo possibile. Ricordiamoci le scadenze: 30 di aprile entro termine ultimo. 30 aprile per presentare la domanda. Termine ultimo per la presentazione ad oggi. Quindi già segniamoci sul calendario, o segnatevi sul calendario nel caso doveste avere necessità di aderire alla rottamazione. Avvocato, mi pare di poter dire che è uno strumento che in qualche modo avvicina il cittadino con l'agenzia, che poi è quella che va a riscuotere, no? E che viene vista sempre molto in maniera non benevola, sicuramente. Sì, diciamo che da qualche anno a questa parte c'è la volontà del legislatore e dei governi che si sono susseguiti di creare una sorta di fisco amico, di fisco dialogante. Mi viene in mente la possibilità, sempre da parte del sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, di fissare anche gli appuntamenti online con i funzionari e di poter dialogare con loro. È sicuramente la strada corretta per permettere al cittadino di pagare le tasse in maniera regolare e di in qualche modo uniformarsi se dovesse avere delle pendenze con l'erario. Ricordiamoci che comunque non è così facile pagare le tasse in Italia, perché le normative cambiano periodicamente con una velocità notevole e allinearsi non è poi così effettivo. Cioè, questa evasione spesso non è colpa del cittadino realmente perché vuole evadere, ma perché è difficile pagare le tasse. C'è quasi una impossibilità a stare, diciamo, a stare al passo. Però questi strumenti consentono, in qualche modo cercano di dare respiro alle casse dello Stato da una parte, e dall'altro comunque al cittadino di poter pagare con una certa comodità
evitando sanzioni e anche interessi. Assolutamente. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi per l'invito. All'avvocato Andrea Carmanello, esperto di diritto tributario. Abbiamo parlato di fisco con la nuova rottamazione Quinquies. Ci fermiamo qui, ma per pochissimo restate insieme a noi. Fra poco andremo a Siracusa. Ve l'ho già collegato il nostro Francesco Aloi. Parleremo di un problema che riguarda una scuola in particolare e vedremo di capire perché questa scuola, che da sempre è nella sua sede storica, potrebbe perdere per l'appunto la sua collocazione. Tutto questo fra poco a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Abbiamo anticipato che adesso ci occupiamo di una questione che riguarda l'Istituto Scolastico Alessandro Rizza di Siracusa, e lo faremo e lo facciamo assieme al nostro Francesco Aloi, che è già sul posto. Assieme a lui c'è anche il preside Pasquale Aloscari. Francesco, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Mi pare di avere comunque, diciamo, intuito. Possiamo abbassare un attimo l'audio perché non riusciamo adesso a sentire bene Francesco Aloi, anzi non l'abbiamo mai sentito Francesco Aloi. La questione è che questa scuola storica, che aveva sede nel Palazzo degli Studi, nella sede di Via Modica, adesso per una questione di riorganizzazione di quella che è, insomma, le necessità che riguardano, immaginiamo, anche la città di Siracusa, il consorzio comunale di Siracusa, dovrebbe lasciare la sua sede storica. Francesco, vengo da te. Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Alle nostre spalle vedete quella che è la sede storica del Rizza, il Palazzo degli Studi, condiviso in parte con il Liceo Corbino. E proprio questa metà di palazzo che vedete alle nostre spalle dovrebbe essere destinata al Liceo Corbino, che dovrebbe lasciare le altre succursali. Il Rizza, invece, secondo il piano disegnato da Libero Consorzio, dovrebbe traslocare dall'altra parte della città, in Via Modica, zona Scala Greca, dove c'è la sede dell'Insolera. Insolera che però è stato accorpato al Rizza, e quindi il Rizza è chiamato a spostarsi, ma loro, gli studenti, i docenti, il preside che tu hai già ben presentato e che è accanto a me, dicono di no, si oppongono a questa scelta. Ieri c'è stato anche un incontro con il presidente del Libero Consorzio Comunale Michelangelo Giansiracusa, ha partecipato anche il sindaco di Siracusa Francesco Italia, hanno partecipato anche altre delegazioni di studenti. Capiamo un po' com'è andata, preside. Intanto buongiorno. C'è questa apertura da parte del Libero Consorzio a cambiare un po' idea, a modificare i piani? Sì, almeno così si è espresso il Presidente, e ci ha convocati per un paio di volte, poi ci sono stati anche altri incontri, però tutto è stato vanificato dalla volontà di allontanare il Rizza dalla sua sede storica, perché questo palazzo è stato fatto per ospitare due istituti, uno in Corbino e uno in Rizza. Così è stato all'inizio, dalle fondamenta. E quest'anno è venuta fuori questa novità. Bene, io non credevo mai di dover affrontare questa situazione, perché noi siamo una sede storica, una sede prestigiosa, siamo al centro della città, e soprattutto nella zona confinante tra Borgata e la nostra area, e appunto il posto strategico perché arrivano anche i ragazzi delle periferie, in particolare quella accanto a noi che è la Borgata, e dove c'è una alta presenza di stranieri. Offriamo anche, soprattutto grazie alla Dante Alighieri, corsi di italiano per ragazzi e anche adulti stranieri nella nostra sede. Non vedo per quale motivo si debba allontanare la nostra scuola, perché allontanare la scuola da questo luogo significa farla chiudere. Insomma, il presidente del Libero Consorzio, Angelo, ha detto che l'obiettivo è ridurre i costi, perché
ci sono delle succursali che sono in affitto e quindi paga l'ex provincia, paga il libero consorzio, non è il caso della sede centrale, però spostando questa sede centrale del Rizza, qui verrebbe appunto parte del Torbino che adesso si trova in locali in affitto. Quindi il libero consorzio, così con questo piano messo a regime, risparmierebbe quasi 1 milione di euro l'anno. Insomma, loro hanno giustificato così questa scelta, però voi dite siamo una scuola sì superiore ma anche di prossimità, di quartiere, è così? Sì, certo, no, ma noi produrremo delle relazioni e una fattibilità di quello che abbiamo. Non è che abbiamo soltanto un discorso che tu stai nella scuola, di argomenti anche che in qualche modo possono essere bypassati. Noi dimostreremo anche che si può fare in altro modo, tutelando anche Rizza, perché veda, se lo smonta da qui Rizza chiederà. Voi avete anche criticato il periodo in cui è uscita questa notizia, 23 dicembre, se non sbaglio, primo giorno di vacanze natalizie, periodo anche ora di iscrizioni. Quindi secondo voi questa confusione un po' penalizzerà anche la vostra scuola in termini di nuove iscrizioni? Io spero di no, però c'è un certo smarrimento per quanto riguarda i ragazzi, per quanto riguarda le famiglie, che non è positivo per la scuola, viene in un momento un pochettino delicato. Non voglio polemizzare perché non mi interessa polemizzare. Il 23 l'ha mandato, il 23 l'abbiamo visto, ci siamo presi sta bella collera. Angelo, a te. Sì, no, semplicemente che cosa si può fare nel concreto? Cioè, è possibile, ci possa essere un intervento, c'è la possibilità di un confronto sereno, adesso c'è, sappiamo, un nuovo dirigente diciamo scolastico alla regione siciliana, magari ci si può fare un intervento. Capisco che questo piano di razionalizzazione anche delle spese comporta un risparmio, ma indubbiamente una scuola storica. Quanti alunni ha complessivamente? Quanti sono gli studenti della RIT? E adesso gli studenti sono 1100, perché noi abbiamo anche il nautico, è una scuola in piena salute. Quindi diciamo non è... Non vedo per quale motivo... Sì, le chiedo scusa, quindi non è una scuola, sa, che ha pochi studenti, pochi allievi? No, assolutamente. Quindi è stato fatto un decreto alla regione in cui ci assegnavano anche l'insolera. Ora, a conti fatti, noi abbiamo 1100 alunni, quindi siamo una scuola in espansione anche noi, con indirizzi nuovi, tipo quello dell'aeronautico, e è una cosa pesante lasciare la scuola, cioè lasciare questo edificio in questa parte della città. Infatti non so se voi sentite in sottofondo, gli studenti sono lì in protesta, mobilitazione, stanno urlando, ripetendo più volte salviamo il Rizza. Domani dovrebbe esserci anche uno sciopero, oggi mobilitazione, ma comunque il presidente del Libero Consorzio, Angelo, ha detto che nei prossimi giorni dovrebbe esserci, nelle prossime settimane, una riunione, un tavolo operativo con altri dirigenti scolastici delle altre scuole sempre superiori coinvolte nel piano, perché una sorta di apertura c'è. No, una sorta. C'è stata un'apertura da parte di Gian Siracusa che ci ha detto vi convocherò a breve per vedere se riusciamo a trovare la quadra, fermo restando i parametri economici. Però ha sempre detto privilegiamo al sentimento, all'identità, la razionalizzazione, quindi l'economia. Da buon padre di famiglia, come ha detto lui. Certo, però indubbiamente stiamo parlando di una scuola che ha una sua storia, che ha un numero importante. Abbiamo festeggiato i 100 anni da poco. E quindi insomma non stiamo parlando di una diciamo una scuola magari con 150-200 studenti, ma sono oltre 1000 e quindi va tenuto nella giusta considerazione. Speriamo che comunque si possa trovare un punto di equilibrio e magari ci ritroveremo per rivedere la delibera. Esattamente, per raccontare che si è trovato questo accordo. In bocca al lupo allora
al dirigente scolastico dell'istituto Alessandro Rizza. Speriamo bene e magari ci racconterete, ci farete sapere come finirà questo confronto, questo faccia a faccia. Grazie anche al nostro Francesco Aloi. Il tempo è come sempre un grande tiranno, ci dobbiamo fermare. Grazie Francesco, una buona giornata, buon lavoro. Adesso invece possiamo anche vedere la sigla dell'oroscopo, perché è il momento di andare a scrutare le stelle con Marco Amato. E allora Marco, buongiorno, ben trovato e bentornato. Ci rivediamo dopo le vacanze, chiamiamolo così, per il periodo delle feste di fine anno. Buongiorno a te Marco. Buongiorno Angelo e ben ritrovato, spero abbiate passato tutti delle ottime vacanze. Io per rispettare la tradizione sono ammazzato di raffreddore, succede ogni anno, va bene così. Ed è proprio il periodo in cui l'astrologo è stato super impegnato, perché mi hanno chiesto un po' di responsi di come andrà quest'anno, ho scritto molto, per cui insomma vi racconto oggi in diretta un po' come andrà quest'anno in questa prima puntata nuova per me di Buongiorno Sicilia del 2026. Dunque, lo faccio presto e velocemente con una breve classifica che ho stilato, per cui vi dico subito, partendo dal 12° posto, che la bilancia avrà un anno molto complicato. L'ho messa al 12° perché Saturno e Nettuno sono in opposizione. Sarà un anno in cui prenderete coscienza di ciò che non volete più e come cambiarlo. All'11° ho messo il Capricorno. Saturno, il vostro pianeta, si sposta in Ariete, quindi è in quadratura. Le vostre solite battaglie grandi, ampie, stavolta più divertiti dall'amore quest'anno. Vergine, è l'anno della liberazione per voi che vi ho messi al 10° posto, perché Saturno e Nettuno dopo 14 anni uno e dopo 4 anni l'altro finalmente non sono più in opposizioni. Vergine finalmente libera d'amare. Cancro, sarà l'anno in cui Giove uscirà dal vostro segno zodiacale, quindi cari Cancro, avrete sfruttato bene questo pianeta fortunatissimo, ora dovete correre comunque alla realtà, quindi da ora in poi pratica. Toro, un anno molto più sereno a voi all'8° posto, proprio perché non ci sono più i contrasti planetari di prima. Quest'anno, dopo aver puntato nei mesi scorsi ad un lavoro più indipendente, sarete liberi e felici sicuramente di vivere una parte nuova della vostra vita. 7° posto l'ho dato allo Scorpione, uno Scorpione anch'esso molto più liberato dai contrasti planetari di prima, uno Scorpione che esce fuori, che finalmente può palesare senza paura i propri sentimenti e vivere alla luce del giorno la storia che voleva vivere. Ottimo nel lavoro, è un grande posto. 6° posto per voi, un pesce molto più sereno, un pesce che ottiene finalmente quello che vuole, una situazione più cara, limpida e decisamente armonica. 5ª posizione l'ho data all'Ariete, tutta la potenza di Saturno e Nettuno sono dalla vostra parte, per cui siate ambiziosi, tornate a essere capi e soprattutto con fantasia e con estro riprendetevi il posto che vi spetta. Al 4° posto ho messo l'Acquario, che sarà il segno quest'anno che alla chetichella, senza troppi clamori, si prende letteralmente tutto, perché Plutone è dalla vostra parte, Urano, il vostro pianeta, finalmente passa in Gemelli ed è di nuovo libero. Non avete più contrasti planetari, finalmente qualcuno vi dà un ruolo inattaccabile, quindi non siete più vaghi come le stelle dell'Orsa. Gemelli 3° posto, siamo già sul podio ed ecco che i Gemelli si riprendono tutto l'estro e la creatività in una continua sperimentazione che il pianeta Urano vi porterà. Quindi cari Gemelli, tornate di nuovo spumeggianti, divertenti e felici, perché vi eravate un po' appesantiti negli ultimi anni. 2° posto l'ho dato al Sagittario, segno di fuoco il cui pianeta è Giove, Giove che si libera il Leone quest'anno e che finalmente porta il Sagittario di nuovo a essere ottimista, a concretizzare nel lavoro e a muoversi felice e positivo come nella sua natura essere. E al 1° posto ho dato quest'anno, è l'anno del Leone, il Leone che avrà appunto Giove ospite nei suoi gradi, è l'anno di un segno zodiacale proprio
quando il pianeta Giove lo attraversa. Giove è il pianeta della fortuna, il Leone è il pianeta del Sole, il che non significa solo che i leoni saranno i più fortunati dello zodiaco, significa anche che la positività e la chiarezza saranno le dominanti di quest'anno. Il 2026, insomma, a livello macroscopico, sarà un anno che porterà chiarezza e creatività e finalmente si auspica un anno un po' più sereno degli altri. E detto questo, faccio a tutti i miei migliori auguri dalla 12ª alla prima posizione, augurando a tutti un buon anno e buongiorno Sicilia. Ciao Angelo, a presto. Ciao Marco, a presto, ci ritroviamo domani per il fine settimana. Adesso invece andiamo da Marco Carli perché facciamo un'appendice, una pillola di calcio. Siamo di nella sport. parte leggera, no, della trasmissione, andiamo sul calcio, anche perché tu parlavi di fine settimana. Qui è un fine settimana costante perché si gioca. C'è stato il turno infrasettimanale. Esatto, si gioca ogni 2 giorni nel calcio italiano. Ieri ci sono state delle partite importanti perché si è fermato il Napoli, che ha pareggiato 2-2 in casa con il Verona, ha vinto l'Inter in Serie A, per cui l'Inter che è andata avanti di 4 punti e ricordiamo che domenica c'è lo sconto diretto. Siamo sulla Gazzetta dello Sport, per cui Napoli fermato, a lungo nerazzurro, questo è il titolo, le reti di Marco e di Thuram sul finale per il vantaggio, la vittoria 2-0 dell'Inter. 2-2 invece del Napoli, rabbia Conte, questo è il titolo che troviamo legato all'allenatore del Napoli, perché ci sono stati 2 gol annullati, insomma, tanta carne al fuoco per quanto riguarda gli arbitri, come al solito. Non mancano le polemiche sugli arbitri. Non manca mai. Ma ricordiamo che questa sera, come ci ricorda anche la Gazzetta dello Sport, tocca al Milan che gioca contro il Genoa e potrebbe accorciare nuovamente nei confronti dell'Inter in questa che sembra al momento una sfida a 3 per lo scudetto, con la Roma magari che fa da terzo incomodo. Anzi, da quarto incomodo. A te Angelo. Grazie a te Marco, ci fermiamo almeno per oggi con Buongiorno Sicilia, torniamo domani puntuali come sempre alle 8 del mattino, l'augurio a tutti voi di una buona giornata.